Consigliere regionale Marco Dolfin, si sta parlando non solo delle tipicità del nostro territorio che oggi ha sottomarina, ma si sta parlando anche della bellezza di una delle regioni, se non la più bella in assoluto d'Italia, ovvero il Veneto. La regione del Veneto, il turismo è la sua prima industria, regione Veneto che è frequentata come prima regione anche a livello nazionale di presenze, e dunque a maggior ragione noi siamo fieri di rappresentarla, ma soprattutto di vivere nel Veneto, in questa regione ricca di opportunità, e la dimostrazione oggi il connubio con l'agricoltura, che è un altro di quei settori importantissimi, abbinati appunto alla prima industria che è il turismo nella nostra regione, fa sì che offriamo ancora di più qualità, sicurezza dei prodotti, il connubio appunto il mondo agricolo e turismo, che non solo noi ma soprattutto i tanti turisti, viaggianti e quant'altro possono appunto approfittare, possono appunto servirsi e dunque avere una qualità al 100%. Frutti della nostra terra, frutti del nostro mare, gustati in spiaggia, poi hanno un sapore particolare, tipico proprio da spiaggia. È una nostra caratteristica e la vogliamo sventolare questa bandiera. Questo sì, certamente. Noi, come dico sempre, non abbiamo nulla da invidiare a nessun'altra realtà del territorio veneto, anche del territorio nazionale. Grazie al lavoro che ogni stagione viene messo in campo di rinnovamento da parte degli operatori, sia del mondo del turismo e ovviamente anche del mondo agricolo, che hanno saputo alzare la testa nel momento di difficoltà di 2 anni di pandemia, ma soprattutto adesso che c'è una guerra che purtroppo da qualche mese ci vede tutti noi in apprensione, e delle ricadute negative poi che a sua volta interi settori ne risentono a 360 gradi. In più, se basta la tempesta perfetta, l'arrivo anche della siccità sta compromettendo non poco e sta causando grosse difficoltà sia a tutto il settore agricolo e anche a tutto il settore anche della pesca, dell'acquacoltura e quant'altro. Dunque, come vedi, tutta una serie di situazioni, ma sono sicuro che i nostri operatori del mondo agricolo sapranno appunto anche questa volta far fronte alle difficoltà e riuscire a darci tutte quelle risposte che noi da sempre abbiamo grazie appunto a questo lavoro. E sarà sicuramente così. Grazie a Marco Dolfin, grazie alla nostra redazione, e credo che la sottomarina per il momento sia tutto. A voi studio.